Bruno non è in quella bara. Bruno è nelle nostre menti e nei nostri cuori e nessuno lo porterà mai via da lì. Monsignor Vincenzo Di Mauro, vescovo emerito di Vigevano, ha usato parole di conforto nella sua omelia, rivolgendosi all'inseparabile moglie di Bruno Pizzul, Maria, ai 3 figli e ai nipoti. Attorno alla famiglia si è stretto un gremitissimo duomo a Cormons per l'ultimo saluto alla voce storica della nazionale italiana. Domani sapete che sarebbe stato il compleanno, sarebbe stato per modo di dire, è il compleanno, ma ha pensato di passarlo bene e meglio al piano delle feste e quindi si presenterà là. Presenti le istituzioni con il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga, il ministro ai rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il mondo dello sport e del giornalismo, cittadini, vecchi amici. Non potevano mancare gli alpini. Bruno Pizzul era iscritto al gruppo di Medea della sezione di Gorizia. E tutti i frati alpini dal Friuli ti saluti e ti dici, è stato molto bello, manchi. Una cerimonia semplice come Bruno avrebbe voluto, ha detto il figlio Fabio, somiglianza impressionante con il papà nella fisicità e nei modi. Però come famiglia vogliamo dire un grazie, anche se conoscendo mio papà avrebbe detto non sta di monatis, non raccontare troppe storie. Ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questi giorni, siamo stati travolti letteralmente dai messaggi di affetto, dai messaggi di condivisione e da tantissime storie che ci hanno raccontato riguardo papà Bruno. Vorremmo condividerlo con voi un brindisi con i produttori di questo bel territorio e credo che, lo diceva anche Coelho, c'è un tempo per gioire e un tempo per essere tristi. Credo che anche papà avrebbe molto apprezzato questa celebrazione, ma avrebbe apprezzato anche il momento successivo a cui vi invitiamo. Grazie davvero a tutti.